Sta girando in queste ore un breve video di un mio intervento in aula, organizzato naturalmente dagli avversari politici, alcuni dei quali sono bravissimi in questo senso, per tentare di creare confusione in un intervento che non solo mi onora e onora il mio governo, ma che credo ponga finalmente la Sicilia fra le protagoniste nelle politiche sociali in Italia. In aula ho spiegato che non è colpa del governo se abbiamo dovuto fare tagli o se abbiamo dovuto orientare su alcuni obiettivi una spesa maggiore rispetto a quella dello scorso anno, per esempio. E ho portato l'esempio proprio delle famiglie dei disabili gravissimi. Lo scorso anno nel capitolo c'era una dotazione di poco più di 100 milioni di euro. Quest'anno la dotazione complessiva è di 270 milioni circa, 220 milioni per le famiglie dei disabili gravissimi, sono 12.300 secondo le aziende ASP, e la rimanente quota per le famiglie dei disabili gravi. Non è una colpa del governo Musumeci se per 30-40 anni la Regione non ha pensato a fare una ricognizione delle famiglie dei disabili gravissimi in Sicilia. Non è una colpa del governo Musumeci se questo argomento è stato lasciato ai margini del dibattito politico, e devo dire grazie all'attore PIF per averlo posto con forza e con passione. E, se mi consentite, rivendico il diritto di avere assunto un impegno proprio con PIF nell'ottobre scorso, quindi in campagna elettorale, per dire che entro 6 mesi noi avremmo dato una risposta seria e concreta a tutte le famiglie. Ecco, io sono orgoglioso, lo sono io, lo è l'assessore alla salute Razza, lo è l'assessore alla famiglia Ippolito, lo è il governo, per avere finalmente dato una risposta concreta in un settore di fronte al quale tutti abbiamo il dovere di toglierci il cappello. Le speculazioni, i tentativi meschini messi in atto da qualcuno non possono assolutamente neutralizzare uno sforzo e un impegno finanziario che è e rimane, se mi consentite, il fiore all'occhiello di questa legge finanziaria.